Stasera parliamo dei rotoli e di quelle porzioni della Tanakh, anche del testo masoretico, oltre del Rotolo Mar Morto, che parlano riguardo la sessualità. E già dai tempi antichi tutte le civiltà e tutti i popoli avevano, come abbiamo visto, già idee diverse su com'è la terra. Alcuni le immaginavano piatta, appoggiata su qualcosa, alcuni immaginavano che l'universo materiale, tutta la materia, fosse solo quello che si vedeva a occhio nudo, 1080 stelle. Ma si sbagliavano, le loro concezioni erano apparenze, che gli sembrava che le cose stanno così, che sono giuste, vanno in una certa maniera, ma solo i rotoli antichi, abbiamo visto la volta scorsa, e colui che ha rivelato anticamente ai testimoni oculari ebrei, le rivelazioni su come realmente stanno le cose, al di là come apparentemente sembrano, erano all'avanguardia quasi di 2000 anni prima di Galileo e all'avanguardia rispetto alla scienza moderna. La volta scorsa abbiamo visto le manciate dei manoscritti dei rotoli che parlano sull'alimentazione, sull'igiene e sulla salute. E vi ricordate che abbiamo paragonato i dati della scienza moderna, della medicina? Solo la scienza e medicina 250 anni fa ha scoperto che è una buona prassi lavarsi le mani prima di procedere a un intervento chirurgico. Toccavano i cadaveri, le salme, poi correvano senza lavarsi le mani a toccare le donne durante il parto, i bambini morivano neonati oltre le madri per infezioni e così via. Ma solo rotoli antichi, più di 2300 anni, già tradotti dall'ebraico in greco, e abitanti di Qumran copiavano delle informazioni che la scienza moderna e la medicina ha scoperto dopo, ma informazioni molto prima, che esistevano prima degli abitanti di Qumran, prima del secondo e terzo secolo a.C., quindi prima di 2300 anni, riguardo l'igiene, salute, alimentazione e così via. Ebbene, stasera vedremo invece le rivelazioni che l'Eterno Elohim Adonai Yah ha rivelato riguardo a realtà, come abbiamo visto la volta scorsa, che riguarda la nostra natura umana, no? Cosa succede con l'uomo quando spira? Anche questo abbiamo visto, tutti i popoli e ancora oggi le persone hanno delle idee diverse, non hanno le prove di capire veramente cosa accade quando uno spira. Invece l'Eterno ha rivelato cosa accade, e così anche l'Eterno Elohim Adonai ha rivelato anticamente delle cose che riguardano la nostra natura, anche il campo che è legato alla nostra sessualità e così via. E di solito si crede che sia una tematica, che siano contenuti tabù, quasi da non toccare, non prendere in considerazione, e ovviamente non è un concetto praticamente nuovo, perché già nel Medioevo e tante altre cose ci sono stati tentativi, ma non solo adesso, anche diversi tempi indietro, di cercare di rinnegare quella parte che fa parte di noi, cioè siamo esseri viventi, esseri anche sessuali, e come qualcuno ha detto, uno dei più grandi istinti che l'uomo ha è l'istinto della sopravvivenza. L'uomo sta cercando qualsiasi cosa di fare per sopravvivere. Anche quelli che si lamentano, che non vogliono vivere, quando avviene una calamità, terremoto, cosa del genere, fanno di tutto di conservare la vita. Quindi dentro l'uomo c'è questa voglia di vivere in continuazione, al di là di tutto. E l'altro istinto, come dicevano alcuni, forte nell'uomo oltre l'istinto della sopravvivenza, è l'istinto sessuale, cioè la parte di lui, la sessualità, no? E cosa interessante è questa cosa qui. Vedremo, siccome all'epoca degli antichi romani, quando c'erano abitanti di Qumran, copiavano queste cose, dove ci sono porzioni che parlano, e nella Tanakh, nella Torah Moshe, nei 5 rotoli, tante copie dei 5 rotoli di Mosè che sono state trovate, copiate dagli Esseni, studiate e moltiplicate e curate nelle grotte, davano certe descrizioni che strillavano con le abitudini e mode dei greci, e costumi, non solo greci, che erano i costumi della società greca, ma anche con i costumi che era legato al mondo latino, all'impero romano, alle usanze dei romani. Per chi vuole approfondire di più, perché non vorrei allargarmi molto su queste tematiche, c'è un libro di Alberto Angela, Amore e sesso nell'antica Roma. È sconvolgente leggere e vedere anche le foto delle vignette che ci sono state rinvenute archeologicamente a Pompei,
e tante altre cose, e altre cose che dimostrano anche le monete, le usanze, le descrizioni, le testimonianze dei storiografi su quanto praticamente, diciamo, si viveva e si praticava e rispecchiava la società dell'antica Roma. Voi calcolate che quello che riguarda l'esercito romano e i soldati, praticamente si dice dei romani, in questo volume qua, che erano bisessuali, cioè stupravano tutti i soldati degli eserciti vinti. Quindi dopo la battaglia non era solo abbastanza che avevano conquistato quei popoli e ha vinto un esercito che si è reso, ma dovevano anche abusare di loro, facendo loro superiorità, facendo una cosa del genere, una sodomizzazione, sodomizzare praticamente le persone. Quindi da questo punto di vista per i romani era normale. Queste descrizioni che abbiamo qui sono in netto contrasto praticamente, c'è un abisso tra quello che gli abitanti di Qumran leggevano e copiavano, che riguarda la normalità e la sessualità sana dell'uomo, e quello che all'epoca dei Romani si faceva, per non parlare di tante altre cose. Per Tiberio Cesare si dice, ci sono voci, le descrizioni degli indizi che fosse un pedofilo. Poi, per non parlare di feste delle orge, della fertilità e tante altre cose della fertilità che facevano e così via. Poi per non parlare anche di bordelli, case di prostituzioni e soprattutto umiliazione di conquistati e di schiavi. C'è un schiavo in casa è il tuo possesso, quindi, e siccome molti popoli che erano conquistati, molti di quei popoli diventavano schiavi, quindi a uno schiavo o una schiava, tu romano, padrone del mondo, potevi fare di tutto perché è tua proprietà, è come un oggetto. E quindi ecco che anche sotto questa luce le profezie di Daniele che l'Eterno Elohim ha rivelato, ha detto che quel quarto impero che viene dopo la Grecia, terzo impero sulla terra, è straordinariamente terribile, crudele, da paragonare al ferro, che strittola, schiaccia, fa delle cose terribili rispetto ad altri imperi. E infatti quando si leggono dei testi che parlano di queste cose qua, riguardo il fatto che non sia amorale andare alle prostitute e così via, e quindi ci sono dei storiografi greci che parlano e rispondono alle domande tipo quando mai qualcuno si anche chiedeva sul fatto che dovrebbe porsi la domanda che la prostituzione, oppure quindi andare giovani dalle prostitute e così via, avere rapporti, quindi fosse una cosa amorale. Cioè per loro è una cosa talmente normale, figuriamoci altre cose. E non solo, diciamo che anche i greci non in questa misura come i romani, che hanno posto la schiavitù nel mondo e hanno reso il mondo praticamente invivibile all'epoca dei romani, greci anche da certi punti di vista non è che abbiano avuto delle idee molto radicali e diverse rispetto ai romani. Sì, per la schiavitù e tante altre cose sì, dobbiamo dire, però ci sono stati, e si sa, all'epoca romana, in Grecia, Macedonia, Corinto, grossi problemi che sono legati alla sfera sessuale. Quindi, e non solo, anche il fatto che ci sono stati i riti della prostituzione sacra, no? Il culto, per esempio, tra i popoli antichi dedicato alla dea Venere, no? E tutta una serie di cose, prostituzione sacra e così via. Quindi per molti all'epoca dei greci o romani, entrare in un tempio, accoppiarsi con la sacerdotessa o l'altre per sacerdotesse che facevano sacra prostituzione era una cosa talmente normale e così via e così via. Quindi ogni civiltà, ogni epoca, ogni impero aveva i suoi costumi sociali, le sue vedute sulla sessualità. E cosa interessante che
nessuna società praticamente, quando la maggioranza praticava e viveva queste pratiche legate alla sfera sessuale, pratiche o anche abusi possiamo dire, oltre anche diciamo pratiche, non vedevano queste cose come se fosse una cosa morale, come una cosa non buona. Quindi per i romani quello che facevano nel mondo allora conosciuto, sottomesso a loro, era una cosa buona, onesta. Romani si credevano onesti, onore, sì l'uomo d'onore. Quindi con tutto quello che facevano, che era spettato e tremendo, si consideravano così. Quindi è possibile che l'uomo abbia delle sue idee che riguardano la sessualità, ma allo stesso tempo non rendersi conto che sono depravate, che sono già le azioni, come i romani, abbiamo fatto un lungo elenco che facevano, infliggevano le sofferenze sia psichico-morali e così via, conquistati i popoli e così via. Quindi è possibile che l'uomo pensi e si culi nella sua pratica che quello che vive è normale. Bene, adesso andiamo a leggere invece cosa l'Eterno, cosa Elohim Adonai dice, cosa Lui ha rivelato agli antichi scrittori ebraici, testimoni oculari che l'hanno visto riguardo la sessualità. La prima cosa, molte copie della Bereshit, rotolo, le copie della Genesi sono state trovate nelle grotte di Qumran, nel quale si dice che fu l'Eterno Elohim Adonai Yah che ha creato sia l'uomo che la donna alla sua propria immagine, e anche alla sua propria immagine creò la donna, maschio e femmina. Sì, questa è la cosa sorprendente, perché i primi capitoli sembrerebbero diano soltanto l'idea che l'uomo fosse creato all'immagine dell'Eterno. Dopo invece, perché c'è una creazione che viene fatta prendendo la parte di Adamo formata alle ossa delle mie ossa, però una cosa interessante, andando qualche capitolo avanti, nel capitolo 5 scoprirete apparentemente scioccante affermazione che Mosè scrive ispirato per rivelazioni di Elohim Adonai, dove l'Eterno dice nel capitolo successivi della Genesi, non all'inizio ma successivi, che creò l'uomo sia maschio che femmina alla sua immagine. E questa è una cosa molto interessante, molto bella. Quindi l'uomo così come è fatto, maschio o femmina, sono tutte e due all'immagine sua. E l'altra cosa interessante, compreso essere creati, mentali, sociali, fisici, e anche la sfera emotiva e quella sessuale, è stata inventata da lui. È stata inventata da lui. Quindi, come qualcuno che ha detto, mi ha colpito quando ha detto, sentito anni fa, che in realtà la sessualità è una cosa divina, perché l'ha inventata lui, l'ha creata lui. La sessualità è una cosa divina, meravigliosa, un dono, una cosa fantastica che fu dato ai nostri progenitori, praticamente ai primi uomini del nostro pianeta, sia per la riproduzione, ma anche come espressione d'affetto e l'amore dell'unità che potevano avere. E cose interessanti comunque sono stati fatti. E questo abitanti di Qumran leggevano. Questo abitanti di Qumran, dopo tot di tempi, quando leggevano 5 rotoli, ritornavano a capo di nuovo a Bereshit, la Genesi, e rileggevano di nuovo. Questo era oggetto di continui studi, quasi sapevano a memoria questi passi qui. Quindi il discorso della sessualità è un discorso che è collegato e non è diviso dalla spiritualità. Non viene visto come il peccato. Non viene declarato e classificato come peccato originale il fatto che uno si sente un sesso, perché la sessualità, cioè il sesso maschile e femminile, essere di sesso maschile o femminile, non è un peccato originale, non è una colpa, perché sei creato così. Gli uomini, i nostri uomini all'inizio furono creati così, quindi non c'è nessun difetto in quello, non c'è nulla di cui praticamente dover vergognarsi oppure negare o togliere o sopprimere, perché furono creati così. E questa è la cosa bellissima che è stata data, ma non solo, perfino la benedizione, cioè il primo matrimonio fatto tra
i progenitori nostri, fu celebrato dall'Eterno Elohim Adonai, che li benedisse pure. E disse, adesso moltiplicatevi, state insieme, procreatevi e così via. Quindi fu lui primo a dire, e adesso? Dai. Cioè, queste sono le cose bellissime, sono veramente diverse come di solito, diciamo, uno quando approccia si pensa a un tabù, si pensa a qualcosa di cui meglio non parlare, si pensa che non possa fare parte dei rotoli sacri, dei rotoli speciali dell'Antico Testamento, della Bibbia ebraica o qualcosa di speciale. No, invece è dentro la spiritualità, è dentro e come riguardo questi racconti. E cosa molto interessante è questa, che gli creò solo una persona, donna praticamente, quindi all'inizio solo è stato il desiderio ideale della felicità massima, quella di essere uno, quindi un matrimonio, una combinazione etero tra maschio e femmina e di un matrimonio, quindi si sta parlando di monogamia, non di poligamia, tanti partner, tanti... Quindi questo è stato ideale. E all'inizio si dice che tutto era perfetto, ideale, diverso rispetto a come è venuto dopo. E sappiamo anche il racconto di Bereshit, ci ricordiamo la puntata di esseri celesti e della confusione che c'è stata e tutto il decadimento che segue dopo. Ma andando avanti, quando loro leggevano questo rotolo, perché tra i rotoli più importanti e emblematici, amati tra i rotoli della Tanakh, privilegia molto il rotolo del profeta Isaia, che è composto all'epoca di Sargon, VIII secolo a.C., e loro lo copiavano e lo leggevano. Ci sono profezie messianiche, tante altre cose che abbiamo già visto. Bene, nel rotolo di Isaia si dice una cosa interessante che loro leggevano, che era un testimone oculare profeta particolare, perché ha visto personalmente con suoi occhi Elohim Adonai in mezzo ai serafim che stava davanti a loro e c'era insieme ai serafim questi esseri celesti, e gli ha rivolto la parola e parlavano e portava per lui messaggi e così via e così via. Quindi era uno che era molto dedito alle cose importanti spirituali. E quando loro copiavano e leggevano questo rotolo, guardate una cosa sorprendente, cosa leggevano. In questo rotolo di Isaia, di cui, ecco, il rotolo che è protetto a Gerusalemme e ha una grande importanza, guardate la traduzione, capitolo 8, Isaia 1Q ISA, rotolo, traduzione del rotolo della prima grotta di Qumran. C'è un episodio che gli abitanti di Qumran leggevano tutte le volte che copiavano e leggevano questo rotolo e studiavano. Parole di Isaia. Allora presi con me come testimoni, di solito si prende i testimoni anche quando si va in processo giudiziario, oppure quando si stipula un contratto, o anche quando ci si sposa. Si prende moglie o marito e si dice: allora presi con me, traduzione, come testimoni fidati per testimoniare il sacerdote Uria e Zaccaria, figlio di Yeberechich. Mi unì pure alla profetessa. Quindi presi in moglie una profetessa, e cosa succede? Lui profeta, lei profetessa, hanno pensato che la cosa spirituale è continuare a profetizzare e non pensare alla sfera amorevole, sfera che fa parte del loro essere, come sono creati. No, non hanno pensato che è una cosa in contrasto. Anzi, dice Isaia, mi unì pure alla profetessa ed ella concepì. È rimasta incinta, è rimasto in uno stato interessante. Vedete, è tutto questione di vedute. Quando una donna rimane incinta, per alcuni dice, ah, è gravidanza, come se fosse una cosa grave, cosa hai fatto, no? Per alcuni, no, è una cosa interessante, si trova in uno stato, alcuni dicono quando è una gravidanza, è in uno stato interessante, non è una cosa gravida, gravidanza, grave. Quindi, ella concepì e diede alla luce un figlio. E non solo, guardate una cosa bellissima, l'Eterno, come si chiama di solito in italiano, nel jargone italiano qua qui in Puglia, quando scegliete qualcuno che deve dare il nome al bambino? Padrino. L'Eterno non soltanto che approva
è stato benedetto davanti ai testimoni che si è unito, ha preso in moglie questa profetessa che hanno fatto quello che hanno fatto, e non si dice che hanno fatto il peccato, quindi hanno fatto quello che hanno fatto, diede alla luce un figlio. Allora l'Eterno disse: chiamalo Maher Shalach Hashbatz, poiché prima che il bambino sappia dire padre mio o madre mia, le ricchezze di Damasco e il bottino di Samaria saranno portati davanti al re di Assiria. E questa profezia si realizza. Questa profezia si realizza. Assiri deportano le ricchezze di Damasco e di Samaria, e veramente i reperti storici ci confermano che è andata proprio così. E questo accade già all'epoca di Isaia. Isaia fa una profezia anche in base al nome del bambino. E l'Eterno è uno che partecipa praticamente a questo episodio di questa conseguenza, di questa vita matrimoniale tra la profetessa Isaia. E guardate un'altra cosa interessante ancora, tra libri della Tanakh, tra rotoli speciali, che sono 24 collezioni dei rotoli, e se si dovessero mettere, prenderebbero posti così scritti a mano nei rotoli, ci vuole quasi un appartamento per mettere 24 collezioni di rotoli speciali, che vedete qui, la Tanakh è raccolta quando è stampata con caratteri quadrati ebraici, è un libro, prende poco spazio. Bene, c'è un libro che secondo alcuni non poteva e non doveva assolutamente mai entrare a far parte della Tanakh ebraica, dei libri speciali in cui sono le parole dell'Eterno. È il libro in ebraico Shir HaShirim, che sarebbe il cantico dei cantici. L'Eterno ha dato una saggezza a Solomone, e da Solomone, come dagli altri profeti ispirati dall'Eterno, che ha avuto sogni, rivelazioni dell'Eterno, ha sentito le parole dell'Eterno, ha scritto da questa saggezza e queste rivelazioni dei cantici, dei proverbi, che sono nati sotto l'influsso dell'Eterno e sono anche quelli la parola dell'Eterno, che fanno parte della Tanakh e della Bibbia ebraica, e lo troviamo anche nell'Antico Testamento. In ogni Bibbia del mondo c'è Cantico dei Cantici, e in questo Cantico dei Cantici guardate che elogio si fa tra due innamorati, tra due che vivono e si rendono conto e sono attratti l'un dall'altro, a tal punto che Solomone, tra i suoi proverbi e le sue saggezze che l'Eterno gli ha dato, nell'Ecclesiaste dice: ci sono diversi misteri, il volo dell'aquila, la via della nave sulla superficie dell'acqua del mare, la via, la scia del serpente sulla roccia e tante altre cose, ma dice una cosa mi è proprio non soltanto meravigliosa, è incredibilmente meravigliosa, cioè la via, l'attrazione tra maschio e la femmina, tra l'uomo e la fanciulla, no? La donna. Cioè questo, chi l'ha creato? Questa attrazione deve essere creati così, l'uomo, maschio e donna, è stata creata dall'Eterno, ma è molto misteriosa. L'Eterno ha fatto così i nostri progenitori. E anche se è fatta da Lui, è misterioso, uno ci può stare ore e ore a pensare, ma è misteriosa, è interessante questa attrazione che c'è, che è stata messa, come i poli magnetici, come una calamita, tac, è vero, è incredibile, ma è così. Qualcuno ha messo certe cose e ha creato certe cose nell'universo, e queste si vedono, c'è questa cosa qui, e qui c'è in questo rotolo speciale che fa parte della Tanakh ebraica, elogio tra questi innamorati, tra maschio e femmina praticamente, tra questi sposi e futuri sposi e poi sposi, che a vicenda si chiamano anche amica mia, sposa mia, quindi la relazione in cui c'è sia amicizia è un buon ingrediente, sposa mia, oppure questa familiarità tra di loro, a tal punto che si chiamano praticamente anche sorella mia, sposa mia, amica mia. Cioè, questo è un rapporto pieno, bello, che non rimane solo sulla superficie, sul fisico, ma va oltre. E guardate qui, innalzamento, la bellezza di questo Shir HaShirim dove si elogia, guardate qui,
come traduzione lineare dall'ebraico, come sono belli i piedi di te, i tuoi piedi, nei sandali, quindi elogio dei piedi. Uno potrebbe dire, ma che sono fissati in questi rotoli ebraici, sono i feticisti, sono legati alla mania dei piedi? No, è una cosa normale, se ti piacciono piedi, ti piacciono... Poi c'è elogio anche delle curve di fianchi di te. Traduzione, non è una traduzione grammaticale, questa è lineare, proprio esattamente precisa. Le curve di fianchi di te, i tuoi fianchi, sono come ornamenti, elogiano solo dei piedi, come opera di mani d'artista. Cioè, i fianchi sappiamo cosa sono. Se guardiamo così, qui non c'è nessuna curva. I fianchi così, se ci mettiamo, curve ci sono. Quindi si sa di che cosa si parla in questo caso. Quindi non soltanto c'è elogio dei piedi, come sono belli nei calzari, ma c'è anche perfino elogio delle curve dei fianchi, e che dice che sono fatti così tondi, belli, che sono come ornamenti, opera di mani d'artista, cioè che viene paragonata all'opera d'arte, non è considerata come una parte del corpo volgare, una cosa non da considerare. No, c'è un elogio in questo Shir HaShirim, ma non soltanto, c'è un altro elogio. L'ombelico di te, una coppa di rotondità, dice, dove non manca il vino misto. Poi si parla di ventre di te come un mucchio di frumenti. Poi, oltre questo, avvolto nei gigli. Poi si sta parlando di tuoi seni, i 2 seni di te sono come cerbiati o gazzelle gemelle. Poi si sta parlando elogio del suo collo, poi il tuo naso, poi si sta parlando della bellezza della sua testa, del capo, dei capelli, di chioma, della testa e così via. Si sta parlando anche praticamente del sapore, del latte e del miele che c'è sotto la lingua. I tuoi baci sono paragonati al vino, come un buon vino, dolce vino, quello non fermentato, no? Per dire, ecco, benedetto. Quindi c'è tutto un elogio di qualcosa che uno dice, ma tutte queste cose qua che sono create, che sono date, vengono considerate come una benedizione, come una cosa bellissima, come una meraviglia fatta da Lui. E così continua questo elogio, come fosti bella e come fosti piacevole amore, dice nelle delizie e così via. Poi paragona, questa tua altezza somiglia a una palma, e poi dice, e i seni di te, i tuoi seni sono come i grappoli, e poi continua, elogi, io salirò sulla palma, fererò i suoi rami e così via. Le copie di questi rotoli, guardate che abitanti di Qumran, alcuni li considero monaci, ma avevano copie di questo rotolo. Shir HaShirim faceva parte della Tanakh ebraica, dei rotoli speciali dove sono le parole dell'Eterno ispirate a Solomone che si elogiano queste cose qua. E ecco le copie che sono nei musei, nel museo praticamente in Israele. I resti delle copie di Shir HaShirim, diversi ci sono, diversi capitoli e così via. E non solo di là, ecco, Song of Song e così via. E quindi, come sei bella amica mia, tuoi occhi, le colombe, e i tuoi capelli come sono gregge di capra, colombe, c'è tutto un racconto praticamente di tutte queste cose qua, che è una cosa veramente bellissima. E poi quando parla e dice, mi baci con i baci la sua bocca perché il tuo amore è migliore del vino, io sono del mio diletto, il suo desiderio è verso di me, vieni mio diletto, usciamo nei campi, passiamo la notte nei villaggi, alziamoci presto al mattino per andare nelle vigne, per vedere se la vite ha messo i germogli e i suoi fiori, e se i suoi fiori sono sbocciati, e i semi melagrani sono in fiore, là ti darò il mio amore. E poi risposta, come sei bella, leggiarda e così via, e dice, siano le tue mamelle come i grappoli della vite, la fragranza del tuo alito come quello dei pomi, e i baci della tua bocca come un vino squisito che scende dolcemente per il mio diletto, sfiorando delicatamente le labbra di chi dorme. Poi l'espressione di lei, io vi scongiuro, figlio di Gerusalemme, se trovate il mio diletto, che gli direte, ditegli che sono malata d'amore. Cioè, queste cose qua sono descritte e si vede in tutti i rotoli, compreso questi, che non si sta parlando di 2
amanti che tradiscono i coniugi. Qui si sta parlando di una gioia, di questa sfera amorevole praticamente tra gli sposi. Quindi c'è una cornice molto bella che protegge e tiene questo rapporto tra i sposi nel Shirir HaShirim, sposa mia, amica mia, sorella mia, quindi questa amicizia, questa familiarità quasi da chiamarsi, si chiamano quasi sorella mia, amica mia, sposa mia. Quindi questa cornice viene vissuta così bella tra gli sposi nel Shir HaShirim. E la cosa molto bella è questa, che quando abitanti di Qumran copiavano queste cose qua, loro leggevano nei 5 rotoli di Mosè che i figli di Aronne, i sacerdoti, si sposavano. Quindi non è perché dovevano entrare nel Tempio, dovevano eventualmente stare attenti, perché essendoci sacerdoti, si parla anche di sommo sacerdoti. Vi ricordate che sommo sacerdote una volta all'anno poteva entrare solo lui in quel incredibilmente importante posto, luogo santissimo? Cioè, vi rendete conto? Perfino il sommo sacerdote, l'Eterno, parlava a Mosè, Mosè scriveva e dava all'Eterno consigli come scegliere la moglie giusta e che si sposino, e quando si sposino che selezione facciano per avere una moglie per sommo sacerdote o sacerdote. Ci sono perfino consigli che l'Eterno dice. Quindi il fatto che i sacerdoti si sposavano è stata una cosa nota. Ci sono, tutti i giorni quasi leggevano questi rotoli e leggevano, apprendevano che perfino coloro che ufficializzavano i riti nel santuario e nel luogo santissimo del tabernacolo erano sposati e avevano le mogli, e ci sono perfino consigli. E questo abitanti di Qumran sapevano molto bene. Quindi non soltanto profeti, vigenti, coloro che erano vicini a lui, ma perfino coloro che entravano nel suo santuario, i sommo sacerdoti e così via. E tra la Tanakh c'è un altro rotolo molto interessante, che sono proverbi, sempre saggezza dell'Eterno data a Solomone. E lui disse: tu per la saggezza sarai famoso in tutto il mondo, non ci sarà un saggio come te, perché questa saggezza che io ti do è mia. Ecco perché le sue parole sono state raccolte nei rotoli, perché una saggezza, una rivelazione dall'Eterno, non è considerata sua umana. Ecco perché questi rotoli sono considerati e sono entrati, Shir HaShirim e Proverbi, sono entrati a far parte della Tanakh, perché lì ci sono saggezza e le parole dell'Eterno, che nessun mai uomo ha avuto così tanta saggezza, perché ha avuto sogno, incontrato nel sogno l'Eterno, quindi ha avuto la possibilità di sentire le sue rivelazioni e vedere la realizzazione di questa saggezza che gli fu data e così via. Nei Proverbi si sta parlando, c'è un bel consiglio che viene dalla parte dell'Eterno tramite Solomone riguardo la donna e riguardo l'uomo che ha la donna della sua giovinezza, e dice che sia benedetta per te la fonte, le tue acque e la tua fonte sia benedetta, siano solo per te, non per gli estranei, e sia benedetta la fonte tua. E poi si capisce che cos'è questa fonte. Gioisci per la donna della tua giovinezza, cerva amabile, gazzella preziosa. E quando si parla di lei, di questa donna tua benedetta che tu ami e così via, dice che sia solo per te, non per gli stranieri con te, quindi non un altro rapporto che gli altri potrebbero avere con lei, quindi che sia lei per te solo, e dice sia la fonte benedetta. E cosa interessante, quando parla di questa donna, la donna della tua giovinezza, praticamente, continua, la descrive così: cerva di amori e gazzella di grazia. E sentite cosa dice: i seni di essa, cioè di lei, i suoi seni, te soddisfano in ogni tempo. Cioè non si sta parlando quando hai voglia di procreare, avere figli, puoi accedere, desiderare di avere questa relazione amorevole con la tua moglie, con la tua donna della tua giovinezza che ami, che hai con te. Ma dice che quindi non è una cosa legata alla procreazione, è questione, una cosa anche di soddisfazione, di avere la gioia di questa relazione con lei, e dice che ti soddisfino, e così liberamente parla. E poi un'altra cosa bellissima dice:
in l'amore di essa, nel suo amore, ti invagherai continuamente. Quindi non è questione soltanto se hai disponibilità di avere bambini o vuoi procrearti, si sta parlando praticamente di un amore che va oltre, non è una cosa soltanto legata a questione di procreazione. E questo abitanti di Qumran leggevano, copiavano, era così detto esplicitamente, quindi lì in quel testo l'Eterno non parla sii soddisfatto tra i suoi fieni e preso, rapito dal piacere suo nel suo amore in continuazione, se hai la voglia di procrearti, se no non lo fare. No, non c'è, si sta parlando proprio di questa cosa qui che l'Eterno dice in questo rotolo, questo testo qua, e poi continua e dice, ecco qui le copie dei resti dei rotoli dei proverbi che sono stati trovati in diverse parti, e dice tu gioisci con lei, e che lei sia solo per te e non per gli stranieri insieme a te con lei, e dice sia soddisfatto in ogni tempo tra i suoi sieni e nel suo amore sia rapito continuamente. Perché invece essere rapito perché ti devi invaghire, mio figlio, di una donna straniera e andare nel braccio di petto di un'estranea, di magari donna di qualcun altro? Sopra si parla anche di prostitute o di altre donne e così via. Vedete, quindi si dice, anziché di andare in giro nel braccio di una straniera o nel braccio e petto di un'altra, o di prostituta o di donne degli altri, non fare questo, che sia solo per te lei e tu concentrati su di lei. E quindi dice questa cosa qui, e non si parla minimamente di procreazione. L'Eterno qui non parla in questo posto che questa comunicazione amorevole che riguarda la parte sessuale, intima, qui sia legata alla procreazione. Quindi si sta parlando proprio di una porta amorevole che si esercita anche alla creazione. L'altra cosa interessante, quando abitanti di Qumran copiavano questi rotoli, nel Bereshit leggevano nella Genesi che la ragione per cui fu creata la moglie futura di primo l'uomo, nostri progenitori, non fu per procreazione, l'ha fatto per lui, perché quando vede l'uomo dice non è buono che l'uomo sia solo, facciamo adesso un aiuto convenevole pari a lui, per lui. Quindi è una cosa non per i terzi, non per future generazioni, per i figli, no, fu fatta fondamentalmente per lui. Quindi il rapporto tra lui e lei e creazione di lei per lui era praticamente fatto, motivato, c'è scritto nel Bereshit, non per creazione, per lui. E questa è la cosa bella, cioè non è questa relazione tra di loro per solo procreazione, fu creata lei per procreare gli altri, no, si sta parlando che fu fatta per lui, per primo l'uomo, quindi aveva bisogno lui di lei, ed essa fu fatta per lui e lui per lei insieme, così divennero uno e così via. Quindi qui quando si dice sia benedetta la tua fonte, la reglati con la sposa della tua gioventù, cerva amabile, gazzella graziosa, le sue mamelle ti soddisfano in ogni tempo, sì, continuamente rapito il suo amore, non parla di esclusivamente solo per procreazione. E ho trovato un'altra traduzione in italiano, sempre ripete, inebriate le sue mamelle in ogni tempo, sì del continuo invaghito nel suo amore. E quando ho guardato, perché questo copiavano abitanti di Qumran, i proverbi, c'è un altro testo molto bello, nella Tanakh, sempre da parte di Salomone, che l'Eterno ha rivelato a lui, Ecclesiaste, fa parte di questa collezione, e abitanti di Qumran avevano copiato anche Ecclesiaste, le tracce di Ecclesiaste sono state trovate e nella Tanakh c'è. Nell'Ecclesiaste c'è così la parola dell'Eterno Elohim Adonai tramite Solomone riguardo la vita che c'è in questa terra. Dice, è vero, una generazione va, tutti muoiono, che sia giusti o ingiusti, finiscono tutti andare allo stesso posto, nel Sheol, nella tomba. Non c'è apparentemente differenza. Però dice, finché sei vivo, ogni cosa fai con tutta la tua forza. Perché quando sei vivo
C'è speranza e quando sei vivo puoi partecipare sotto le cose sotto il sole e fai ogni cosa con tua forza, perché dove vai nella tomba, nello Sheol, non c'è né lavoro, né conoscenza, né pensiero, né espressione di amore, né di odio. Tutto cessa. E non si sa niente, e non si partecipa a niente sotto il sole. Abbiamo visto poi che rotoli raccontano e l'Eterno ha detto che ci sarà risurrezione, ma l'ultimo giorno. E allora c'è ritorno nella vita. Dice, allora voi vivrete e tornerete quando io vi aprirò i sepolcri. E guardate cosa dice. Dice, ho considerato tutte le cose che si fanno sotto il sole, e dice, non c'è la cosa migliore per l'uomo che mangia e beve e gode il frutto delle sue fatiche e del lavoro del suo sudore e sia gioioso in questo e rallegrarsi. Non c'è meglio di nulla che rallegrarsi. Ecclesiaste sembra per alcuni un libro, un rotolo deprimente, ma è molto positivo, perché 3 volte, quando considera tutta la dramma del nostro pianeta, 3 volte dice, ho considerato che la miglior soluzione qual è? Non c'è la cosa migliore, 3 volte dice, per l'uomo che rallegrarsi, essere felice, sereno per le opere che vive, e quando mangia e beve della fatica e del suo sudore, questo è un dono da parte dell'Eterno. Questo c'è nel capitolo 9. E guardate cosa dice. Nel capitolo 9 parla riguardo la donna, la sposa, la moglie che ami. Dice un'altra cosa. Godi la vita con la moglie che ami. Ed è importante per il matrimonio che si scelga una persona che si ama, non una persona che non la ami. È importante questo. E quindi dice, godi la vita con la sposa, con la moglie che ami per tutti i giorni della tua vita. Questo è un dono di Dio. E disse, oltre questo, quando uno mangia e beve grazie alla fatica praticamente del suo sudore, anche questo è un dono dall'Eterno. Quindi, sono le cose che se sono fatte con Lui, in maniera onesta, insieme a Lui, sono cose belle e positive. E dice, non c'è di meglio per l'uomo che, e poi dice, rallegrarsi, essere felice e contento per le opere che sta facendo e così via. Quindi 3 volte trova la soluzione. E guardate una cosa interessante, non soltanto per la Tanakh ebraica, per gli ebrei, queste cose venivano viste in questa maniera, come una cosa bellissima, come un dono meraviglioso, puro, bello da vivere nel contesto dell'amore, con la persona che conosce, scegli e ti è familiare come un amico, come un'amica, come sorella, come fratello, e che tu ami e che ti piace, che ami. Ecco, la cosa interessante, questa stessa cosa veniva vista anche così, anche da parte dei suoi discepoli, questi giudei ebrei che si sono radunati intorno alla figura messianica di Gesù, detto il Nazareno, Yeshua Nazaret, Melech Yehuda, re dei giudei, e quindi nasce un uovo e si divide giudaismo e l'ebraismo in questa grande corrente che praticamente riesce a spopolare tutto l'impero romano. Nascono comunità sia di ebrei non ebrei che seguono questi insegnamenti e le rivelazioni che lui ha detto a loro e che loro a loro volta hanno testimoniato, hanno visto. Per esempio, la cosa interessante riguardo la sua nascita, guardate cosa i discepoli, testimoni oculari, hanno scritto riguardo la sua nascita e riguardo le persone che erano ebrei. Ricordiamoci, Maria, la mamma, è della stirpe di Davide, era ebrea, era dalla tribù di Giudea, di Betlemme, della stirpe della famiglia nobile, anche se erano poveri, però era una stirpe nobile. E guardate una cosa interessante, nelle 500 copie che ci sono nei musei, questo è in greco, il Vangelo di Matteo, primo capitolo, alla fine del primo capitolo, guardate, nel Vangelo di Matteo, primo capitolo, alla fine cosa c'è scritto riguardo Giuseppe? Ecco, qui si parla di Giuseppe, qui c'è proprio traduzione, guardate questa traduzione, e questo greco si basa su 500 ottime copie che sono identiche come era una volta l'originale. Cosa dice riguardo Giuseppe? Che si è alzato dal sonno, ha ricevuto ordini dall'Eterno e disse, prese la moglie sua, Giuseppe prese la moglie di lui, cioè sua, e sentite cosa disse, e non conobbe. Questo testo non conobbe, visto che sono ebrei che scrivono, non conobbe,
Si dice quando il primo uomo ha conosciuto la sua donna, in ebraico Yadah, conoscere attraverso i sensi, conoscere realmente, lei concepì e partorì il figlio. E in tutti gli altri luoghi dove si sta parlando di rapporti sessuali si dice conobbe, questo proverbio ebraico, no? Sia per una conoscenza che uno vede materialmente, tocca con le mani, conosce qualsiasi altra cosa, ma anche il rapporto sessuale, visto che è una cosa che si scopre, rivela attraverso sensi, viene chiamato rapporto sessuale, cioè conobbe. Dice, e non conobbe, sentite qua cosa dice, Giuseppe prese la moglie di lui, sua moglie, e non conobbe lei finché non partorì un figlio. Cioè questo è esattamente, esatto, parola per parola traduzione. Loro erano ebrei, non esiste un matrimonio in bianco. Chi dice che fu un matrimonio in bianco, che tra loro due non ci fu mai un rapporto sessuale dopo la nascita del Messia, del figlio Gesù, e dice, e al Messia Gesù, e chiamò il nome di lui Gesù, il Messia. Quindi per 9 mesi non sono stati insieme, quando fu scoperto che era incinta. Dopo 9 mesi che ha partorito, solo non l'ha conosciuta, non ha avuto rapporti per 9 mesi finché non ha partorito figlio. Una volta che ha partorito figlio, hanno avuto rapporti, qui si dice che solo durante il periodo di 9 mesi non la conobbe, finché, siccome c'è la parola finché, vuol dire non l'ha conosciuta finché. Quindi poi, se non ci fosse la parola finché, vorrebbe dire, se non ci fosse la parola finché, vorremmo dire che si potrebbe, non dice che fu un matrimonio in bianco, non ho mai avuto rapporti amorevoli sessuali, si potrebbe dire che fu anche dopo un matrimonio in bianco, ma siccome c'è la parola finché, non conobbe, finché non partorì un figlio, vuol dire che solo periodo che era incinta e non fu partorito il figlio, non ci furono rapporti finché non ha partorito. Quindi non la conobbe finché non ha partorito. Quindi da quel momento poi la conobbe, l'ha conosciuta. Perché ricordiamoci una cosa, loro due erano ebrei, e come tutti i benedetti ebrei e giudei che leggevano la Tanakh sapevano che quando si sposa non per fare monaci, sapevano che si sposano perché si amano, stare insieme. Quindi per questo motivo Giuseppe è un ebreo, Maria è una giudea, e in Giudea ci sono questi scritti qui dove la sessualità è una cosa santa. Non è il peccato, è una cosa santa. Cosa vuol dire? È una cosa santa, vuol dire speciale. Ecco perché Shir Hashirim è un rotolo speciale, perché sessualità è una cosa speciale, santa, messa da parte, speciale se vissuta nel matrimonio. Loro due erano sposati, quindi nulla poteva vietare loro di stare insieme, infatti non l'ha conosciuto finché non ha partorito figlio. Solo durante quel periodo non conobbe Maria, non l'ha conosciuto finché non ha partorito figlio. Poi l'ha conosciuta. Il testo lo dice questo. E che questo testo sia giusto è semplicemente dimostrabile perché nei musei abbiamo 500 ottime copie, guardate da che cosa si basano. Dal libro di Alexander Schick. Alexander Schick è un studioso tedesco che è andato nel Vaticano, negli archivi del Vaticano e altri musei del mondo, anche in Israele, nei rotoli del Mar Morto, ha paragonato molte cose. Del testo greco del Nuovo Testamento esistono attualmente 5.400 manoscritti in totale. A questi vanno aggiunti più di 9.000 manoscritti di antiche traduzioni in latino, siriaco, copto e 36.000 citazioni negli scritti dei padri della Chiesa dei primi secoli d.C. Di nessun'altra opera dell'antichità esistono così tanti manoscritti. Questo è un dato di fatto, nei musei si dimostra. Non esiste un'opera letteraria al mondo che batte i Vangeli e le epistole dei discepoli testimoni oculari. Non esiste un'opera al mondo che abbia così tanti scritti da cui si possa vedere se c'è stato cambiamento del testo dal primo secolo oppure no. Qui c'è.
I manoscritti del Nuovo Testamento risalgono a un'epoca estremamente vicina agli avvenimenti in esso narrati. Questo fatto distingue il Nuovo Testamento da tutti gli altri libri dell'antichità. Sentite, per gli antichi scritti greci la distanza temporale tra autore e manoscritto conservato si ammonta di regola a 1000 anni. Il manoscritto completo più antico del famoso Omero risale addirittura al XIII secolo d.C., cioè a 2000 anni di distanza dall'epoca dell'autore. Della nota opera La guerra gallica, scritta dal condottiero e dittatore romano Cesare nel 50 a.C. circa, esistono ancora oggi parecchi manoscritti, ma solo 9 o 10 sono in buone condizioni e il più antico fu scritto 300 anni dopo l'epoca in cui visse Cesare. Eppure, nessuno metterebbe in dubbio l'autenticità di questo libro. Su questo fatto richiama l'attenzione anche lo studioso neotestamentario di fama internazionale, professor Bruce dell'Università di Manchester, dice: abbiamo molti più documenti degli scritti neotestamentari che del maggior parte degli autori classici, la cui autenticità nessuno penserebbe di mettere in dubbio. Se il Nuovo Testamento fosse una raccolta di scritti profani, la sua autenticità sarebbe ritenuta unanimamente al di sopra di ogni sospetto. E sentite adesso una cosa: del 96% dei circa di 5.400 manoscritti del Nuovo Testamento a noi oggi, noti a disposizione degli studiosi su microfilm in foto dell'Istituto di Filologia Neotestamentaria dell'Università di Manchester, nel corso di un complesso progetto fu esaminato il valore testuale di 1200 passi accuratamente selezionati da questi manoscritti. Il risultato fu che 500 sono particolarmente importanti per la ricerca del testo originale. Grazie a questi 500 si sa esattamente i Vangeli qual è il testo originale. Lo sapete come? Siccome ci sono tralci del Nuovo Testamento e dei Vangeli del I secolo, ecco la testimonianza che questi documenti che abbiamo oggi sono esistiti nel I secolo. Come fai a sapere? Abbiamo i resti del Vangelo di Giovanni del I secolo, abbiamo i resti dell'Epistola agli Ebrei del I secolo, abbiamo diversi... Allora tu dici: oh caspita, veramente questi concordano con quello che abbiamo nelle copie del II secolo e nel III, perché queste parti ci sono, quindi veramente c'è l'albero. L'altra cosa interessante, quando tu c'hai 1200 ottime copie, da cui escono 500 perfette, e puoi capire il testo originale che non è mai stato cambiato, perché si parla di 5400 copie in greco, ma 500 sono eccellenti. Come si sa che queste 500 copie sono eccellenti? Quando tu hai 5000 copie in greco, 1500 che ti danno ottima panoramica, quando un copista sbaglia una parola e salta una lettera, tu vedi in quelle 500 copie che lui ha sbagliato, che tutti quanti hanno scritto quella parola esatta. Quando un copista si è distratto, ha scritto 2 volte la stessa parola, la doppiata, tu vedi perché c'hai 500 ottime copie e capisci che quello ha sbagliato. Non è che 500 copie si sono tutti sbagliati e solo quello lì ha messo giusto, ha copiato 2 volte la stessa parola. Oppure se un copista salta una parola, si è addormentato, ha perso concentrazione, quando tu c'hai 500 copie, tu vedi che solo lui ha saltato, perché in resto 499 capisci che il testo originale è quello. Avete capito qual è il fantastico cosa? L'altra cosa, molte di queste copie sono del III, alcune epistole sono del II secolo, e abbiamo tralci del I. E siccome la quantità è enorme, e in più ci sono le traduzioni, e più citazioni, e vastità è così grande che si sa esattamente in base a quello che cos'era il testo del Vangelo di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, epistole degli Apostoli originali del I secolo. E sentite cosa hanno detto? Nessun altro. Sentite questo. Il risultato fu che 500 sono particolarmente importanti per la ricerca del testo originale. Avete visto quante volte ho citato 500 testi in greco fantastici nei musei, vi ricordate? Di questi sono anche nel Vaticano. Diversi, non è solo nel Vaticano, anche in altri luoghi. Alexander Schick è andato anche negli archivi del Vaticano, e sia lui e molti esperti del mondo a livello, anche gli atei possono confermare, cioè non credenti, che la trasmissione è precisa, si sa esattamente il Vangelo originale che abbiamo sono pari a quello che erano. E sentite cosa c'è scritto?
Essi vengono sottoposti a un accurato confronto all'Università Ebraica di Gerusalemme. È in corso un progetto analogo per quanto riguarda i manoscritti dell'Antico Testamento. Nessun libro al mondo si può fregiare di uno studio così approfondito da parte degli studiosi. Perciò anche i più scettici dovrebbero prestare attenzione alla dichiarazione fatta dopo 40 anni, 4 decenni di lavoro di ricerca del fondatore e direttore dell'istituto, da poco scomparso professor Aland, sulla trasmissione del Nuovo Testamento. Sentite cosa dice. Il testo del Nuovo Testamento è stato tramandato in modo eccellente, meglio di ogni altro scritto dell'antichità. Sentite cosa dice. La probabilità di trovare manoscritti che ne modificano sostanzialmente il testo è uguale a 0. E questo in base ai dati, reperti che ci sono nei musei. Quindi quando abbiamo letto il testo che abbiamo letto poco fa, nessuno può nascondersi sotto la scusa che non abbiamo la certezza se questo testo in Matteo è vero, può darsi è stato cambiato, può darsi hanno aggiunto qualcosa, può darsi hanno tolto, può darsi Giuseppe non ha per sempre conosciuto Maria. Invece qui dice non la conobbe solo finché non ha partorito il figlio. Solo per questo non l'ha conosciuto, finché non ha partorito il figlio. Dopo non l'ha conosciuto solo fino a che ha partorito il figlio. Quindi lui non la conobbe finché non ha partorito il figlio. Il testo è molto chiaro. Erano ebrei, si sono sposati per stare insieme. E molte tradizioni traducono fedelmente. Non la conobbe finché ella non abbia partorito il suo figlio primogenito, il quale pose il nome Gesù. Nuova riveduta in italiano. Non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose il nome Gesù. Ottima traduzione, fedelissima, sia dal punto di vista della ideologia greca, terminologia greca, come nel coso, ma sia dal punto di vista ebraico, perché conobbe, erano ebrei, mentalità, vuol dire avere rapporti coniugali, matrimoniali. La Cei, la quale senza che egli la conoscesse partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Nuovi dei dati, ma egli non la conobbe finché la ebbe partorito il suo figlio primogenito, al quale pose il nome Gesù. Non la conobbe finché riveduta non ebbe partorito un figlio e gli pose il nome Gesù. Ma egli non la conobbe Diodati finché ebbe partorito il suo figlio primogenito e gli pose il nome Gesù. Erano ebrei. La sessualità non è il peccato originale. La sessualità è una cosa divina, creazione dentro noi di Dio, che se vissuta come consigliato in Rotoli è una cosa speciale, un dono, una cosa meravigliosa. Questo sapevano gli ebrei. E non solo, guardate cosa interessante, riguardo lui cosa dicevano i suoi discepoli. Gesù, il Messia, l'Eterno Dio, Figlio di Dio, Dio Altissimo, il Figlio di Dio, è stato presente al matrimonio di Cana. Colui che ha celebrato il matrimonio Elohim Adonai Yah, della prima coppia dei nostri progenitori nel mondo, è stato con la sua presenza a benedire gli sposi e il matrimonio alle nozze con i suoi discepoli a Cana. E il primo miracolo che ha fatto fu il segno in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui, proprio in una occasione del genere. L'altra cosa interessante, non soltanto tra gli ebrei, giudei, a Cana, di qua di là, la gente ebraica si sposava per stare insieme, si amava. La stessa cosa si dice di Pietro, Giovanni 1,42, traduzione del greco. E lo condusse da Gesù. Gesù allora fissandolo disse: tu sei Simone, figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa. Il nome di Pietro è anche Cefa, figlio di Simone, Cefa, che vuol dire sasso. Cosa succede? Riguardo Cefa, Pietro, quando era a Capernaum, sentite cosa dicono i suoi discepoli. Gesù guarisce la suocera di Pietro. Pietro è un ebreo, ma aveva la moglie, si è sposato e aveva una moglie. E dice, poi Gesù è entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre e la guarì. Pietro era sposato, aveva la moglie e aveva la suocera.
E l'altra cosa interessante, quando in Galati, traduzione dal Nuovo Testamento dal greco, quindi non soltanto ebrei a Qumran e ebrei sapevano queste cose qua riguardo alla sessualità, ma anche nel Nuovo Testamento questi giudei e ebrei sanno. Parlando di Giovanni, di Giacomo e di Cefa, sono 3 discepoli che Gesù sempre si appartava verso di sé. Sul monte della trasfigurazione, nel giardino di Getsemani sono più vicini. Quindi questo Cefa di cui parlava è Pietro. Avendo conosciuto la grazia, dice Paolo, che mi era stata data a Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne. Cioè sono reputati come colonne. La comunità non si basa, perché c'è scritto, e loro dicevano che si basa sul Messia, su Gesù Cristo, lui è il fondamento. Però sono colonne. Diedero a me e a Barnaba la mano di associazione affinché noi andassimo fra i gentili ed essi fra i circoncisi. E riguardo Cefa, sentite, quel Cefa di cui Apostolo Paolo scrive nell'impero romano, che dopo risurrezione Messia appare a Cefa e poi ai 12, riguardo a Cefa Pietro, sentite cosa Paolo dice. Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie come sia una sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa. Pietro, dopo la risurrezione, gli altri apostoli, che erano sposati, avevano le mogli, e queste mogli erano sorelle nella fede, però conducevano queste mogli, dice, non abbiamo anche noi il diritto di condurre? Certo di sì, che io, dice Paolo e Barnaba, abbiamo diritto. Abbiamo rinunciato perché vogliamo dedicarsi di più all'opera missionaria. Però, dice, e da qui si vede, che Cefa, Pietro, dopo la risurrezione, non soltanto che era sposato e aveva la moglie prima di conoscere Gesù, aveva la moglie e continuava, come gli altri apostoli, ad andare in giro con la sua moglie. Nell'impero romano viaggiavano, c'era la moglie, e questa è la testimonianza del Nuovo Testamento. Erano ebrei. La sessualità, matrimonio non è peccato originale. Avere la moglie che è con te, che ti fa compagnia, che ami, che gioisci con lei, come c'è scritto nei rotoli ebraici, che loro portavano, rotoli ebraici del Tanakh, sapevano, e quindi non è vista come peccato. Sentite cosa succede riguardo a questo fatto qui. Questi testimoni oculari, sentite cosa dicevano, quando dovevano essere fatte nuove comunità e dovevano essere scelti vescovi. Sentite che prescrizione per vescovi, che condizioni si poteva scegliere vescovo o diacono, coloro che dovevano prendere cura dei nuovi battezzati, convertiti e così via, responsabili. Sentite qui, traduzione dal greco, Nuovo Testamento. Questa parola è sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un buon lavoro. Però ci sono condizioni. Tu vuoi fare vescovo? Non adempi queste condizioni, tu non fare vescovo, tu non puoi essere accettato per essere vescovo. Sentite quale condizione. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una moglie.